Il movimento della discontinuità. Gianluigi Paragone, leader di Italexit in Veneto per il tour elettorale, preme sullo scostamento di bilancio per il caro bollette. Dovevano fare immediatamente lo scostamento di bilancio, perché se fai uno scostamento di bilancio è vero che fai un deficit ma stendi una rete di protezione. La Gran Bretagna tira fuori 130 miliardi per far fronte a questa crisi del caro energia. Qui non troviamo i soldi per coprire 10 miliardi e sono niente 10 miliardi. Hai una partecipazione di Stato che fa 7 miliardi di utile, mi riferisco a Eni. Allora prendi Eni e gli dici questi tuoi 7 miliardi di utile li spendi e li spalmi sulla società, sulle famiglie, sulla piccola impresa. Quindi scostamento di bilancio, seria politica di aggressione verso gli speculatori che stanno facendo affari d'oro e poi bisogna rivedere il discorso delle sanzioni con la Russia. Io lo dico apertamente, io non voglio fare a meno del gas russo e il silenzio della Germania rispetto al tetto del prezzo del gas è sintomatica della scelta che vuole la Germania. La Germania non vuole andare dietro queste politiche restrittive perché sa che ci perde. Anche la Germania, come l'Italia, ha una dipendenza enorme dal gas russo. Alla fine dell'anno, a furia di dire volete la pace o il riscaldamento acceso, alla fine dell'anno la gente risponderà voglio il riscaldamento acceso e quindi anche la retorica su Zelensky, eroe buono, finirà perché la gente non vuole combattere una guerra che non ha ingaggiato. Questo territorio vuole l'autonomia, qual è la vostra posizione? Questo territorio deve pretendere l'autonomia, il problema è vero che i cosiddetti cantori e i campioni dell'autonomia hanno, a furia di chiacchierare, hanno ridotto i sindaci a non avere i soldi per tenere i lampioni accesi, per mettere a posto i marciapiedi, per mettere a posto le strade, quindi tante chiacchiere sull'autonomia, poi la verità è che di skate non se ne sono visti e quindi allora per fare l'autonomia la facciamo seriamente, al netto di tutte le chiacchiere di Salvini, di Zaia, compagnia cantante, poi se il Veneto a un certo punto da una forza federalista, fu federalista, ad una forza centralista a un passaggio così repentino vuol dire che la delusione è tanta. L'autonomia serve come il pane, ma serve perché altrimenti i sindaci non riescono più a dare delle risposte pratiche e immediate ai cittadini. La Meloni è invece un campione della continuità, va da Mattarella per farsi dare la benedizione, va dai mercati finanziari internazionali a farsi dare la benedizione, parla con Draghi in modo da avere la copertura e la benedizione, cioè dov'è la discontinuità di Fratelli d'Italia? A me sembra che loro vadano avanti tranquillamente su agenda Draghi, sul piano Colau, sulla quarta dose, sul lockdown e sul Green Pass.